la mia attività è un ristorante, quindi principalmente facciamo attività di ristorazione. La mia giornata tipo, gestendo altre 3 attività, si divide in gestione di una gastronomia, diciamo la parte mattina, e poi durante il pranzo vengo qui al FEVA e faccio il servizio del pranzo, controllo con i ragazzi come è andata la linea, la mise en place, e poi mi dedico a tutta la parte di ufficio fino, diciamo, alla metà pomeriggio. Stacco, vado in famiglia per un po' di ore e poi torno per il servizio della sera. Prima di venire a lavorare la sera, nel viaggio, diciamo in macchina, chiamo tutti, anche l'altro ristorante a Venezia, per sapere come sta andando, chiamo la gastronomia, insomma, e cerco un po' di gestire il tutto al meglio, come posso. Il servizio della cena è il servizio, diciamo, più importante, perché comunque i clienti vengono qui per vivere un'esperienza, e quindi ovviamente a differenza del servizio del pranzo che è più una pausa di lavoro, il servizio della cena è perché uno vuole farsi una piccola esperienza, ecco, in un ristorante del genere. Studi classici, quindi alberghiero, sempre qui a Castelfranco. Poi il mio obiettivo era comunque di vedere tutti i miei gruppi preferiti all'estero, quindi sto parlando dei Clash, insomma di tutti i gruppi punk che all'epoca ascoltavo, e quindi la prima meta ovviamente per imparare l'inglese e anche magari abbinare il lavoro è stata Londra. Quindi appena finito gli studi ho fatto una breve parentesi a Venezia, in una stella Michelin da Mara Martin, che è l'Osteria da Fiore, e poi sono partito per Londra, in cui ho lavorato un po' in ristorantini così fino all'Aries Bar e poi alle Gavroche, che è stata l'esperienza che mi ha segnato di più a livello formativo. E nel mentre ovviamente imparavo l'inglese e vedevo tutti i miei gruppi da Bowie eccetera eccetera, e questo mi ha permesso poi quindi di andare avanti con i miei viaggi, perché la fortuna di questo mestiere è che ti permette di viaggiare, e quindi io volevo sfruttarlo al massimo, visto che questo mestiere sfrutta noi cuochi. Anche io volevo sfruttarlo e quindi cercare di viaggiare il più possibile, quindi ho deciso volevo andare in Spagna. In realtà sono finito in Costa Azzurra, prima a Nizza in un piccolo ristorantino di Porto, però gestito da un bravissimo chef, e poi dalle Louis XV che è in piazza del Casino a Monte Carlo di Alain Ducasse, quindi stiamo parlando i massimi vertici della cucina francese a Monte Carlo. E questo poi mi ha permesso di andare in Spagna, al Bulli, che è stato il ristorante migliore al mondo per 8 volte, di Ferran Adrià, e era da 2 anni che cercavo di entrarci, e finalmente mi hanno inserito su 2000 curriculum che ricevevano ogni anno. In qualche modo sono riuscito a entrare, e questa è stata l'esperienza che mi ha segnato di più, soprattutto a livello creativo, a livello di apertura mentale, no? Poi volevo provare le esperienze americane, quindi sono volato a New York, ho fatto 1 anno e mezzo a New York, a Manhattan, come sous chef, sono 2 stelle, e poi ero un po' stanco di viaggiare, nel senso che comunque sempre con la valigia in mano, a un certo punto quando ti avvicini ai 30 anni comincia a diventare pesante, e quindi avevo un progetto in Italia di rilevare un locale, che poi non è andato in porto, però questo mi ha comunque diciamo portato a ritornare in Italia, anche se mi sarebbe molto piaciuto rimanere negli Stati Uniti e continuare la mia carriera insieme alla mia attuale moglie, insomma, che gestiamo assieme le attività, ecco. E dopodiché ho fatto chef su vari locali del Trevigiano, in 2 locali del Trevigiano. Poi ho deciso che era giunto il momento di aprirmi qualcosa di mio, e nell'autunno del 2011 ho aperto, a dicembre poi alla fine, a dicembre 2011 ho aperto il FEVA, dove ci troviamo qui oggi. Allora, i miei obiettivi futuri sono quelli di poter lavorare sempre, cioè riempire i locali, riempire di persone e di clienti le mie attività, e comunque incrementare, ecco, il lavoro. Questo
a prescindere ti permette di investire e di crescere con la tua attività. Quindi è ovvio che uno che fa il mio mestiere o comunque che punta a questi livelli sogna la terza stella, sogna di arrivare ad altissimi livelli, entrare nella World 50 Best, eccetera, eccetera. Però poi piedi per terra, la cosa più importante è riempire, perché se riempi e comunque riesci comunque a fatturare, a portare business, quello ti permette poi di investire e sappiamo tutti cosa costa investire sia nel personale o comunque nella materia prima, eccetera, eccetera. Quindi l'obiettivo io credo che sia quello di trovare il modo di riempire tutti i giorni e addirittura ambire a una waiting list, però questo richiede un percorso, ecco. Ma non credo l'intuizione, io credo più in una visione, credo che una forte determinazione che secondo me è alla base di qualsiasi attività imprenditoriale, quindi non mollare, non scoraggiarsi nei momenti più difficili, sapere affrontare i problemi e poi avere un occhio al futuro, come vorresti tu vedere crescere un ristorante o un'attività ristorativa nella tua zona che ti permette di fare un'esperienza, sia che sia un compleanno, sia che sia una ricorrenza, sia che vuoi fare bella figura con i tuoi clienti. Da quel punto di vista là tu devi dare qualcosa in più e pertanto con le tue nozioni e con il background che hai apportarlo, contestualizzarlo, perché ovviamente siamo in Veneto, siamo in provincia e quindi la mentalità è ancora purtroppo provinciale e pertanto ti devi adattare a dove ti trovi. Da lì ascoltare e seguire i tuoi clienti attentamente e portarli passo a passo a manina assieme a te, però con un occhio, ripeto, al futuro, quello sicuramente. Io credo che il marketing comunque al giorno d'oggi sia fondamentale. Non dico quasi più di quello che fai, però ci siamo molto vicini, nel senso che tu puoi essere veramente il più bravo in assoluto a fare quello che fai, ma in qualsiasi settore, però se non lo comunichi al giorno d'oggi vuol dire che sei fuori dai giochi, molto, molto semplicemente. E poi sta a te capire il budget o le possibilità economiche che hai per poter investire nel marketing, però è fondamentale che tu riesca a trasmettere chi sei, la tua azienda al cliente al meglio possibile, senza aver paura di quello che fai o non fai, senza aver timore, ma è fondamentale. Io questo, avendo lavorato negli Stati Uniti, l'avevo già percepito all'epoca, stiamo parlando dei 2005-2006, e vedevi che là già erano molto più avanti per quanto riguarda il marketing, nel senso poi quando sono tornato, ma proprio perché diciamo, è la base del business, è la base della comunicazione, il marketing, la famosa pubblicità. Ma io credo che il marketing nella mia attività abbia uno sviluppo a 360 gradi, nel senso che non è un'azienda di prodotto su cui ci si focalizza sul prodotto, cosa fa il prodotto, come lo si applica, eccetera, ma essendo un ristorante e quindi anche un ristorante creativo un po' d'avanguardia, e veramente si spazia dal seme che andiamo a piantare in orto per ottenere qualcosa di biodiverso, qualcosa di naturale, fino al concetto che vogliamo trasmettere al cliente. Quindi veramente abbiamo una comunicazione che può spaziare tutti i giorni a 360 gradi, dalla materia prima al cuoco che sta utilizzando quel prodotto, che sta tagliando, che sta usando una determinata tecnica, al servizio, quindi al momento di stress, al momento di maggior lucidità che uno deve avere, piuttosto che al de-stress, quindi parlare, dividere informazioni con i ragazzi, quindi il momento un po' più social tra di noi, per parlare della giornata, per capire. Quindi ci sono veramente moltissimi aspetti in un ristorante, soprattutto in un ristorante che fa alta cucina, che fa cucina creativa, e il marketing è fondamentale, quindi saperlo comunicare a piccole dosi, piccole pillole, è fondamentale. Ma creativa?
biodiversa, nel senso che siamo molto focalizzati sulla biodiversità dei prodotti che scegliamo, e rigore. Ci deve essere una forte base, componente di rigore, metodo, per poter impostare una cucina di livello. Quindi sicuramente creatività, sicuramente la materia prima e sicuramente il metodo e il rigore. Ma sicuramente è un bene, perché comunque noi come Italia, e parlo sistema Italia, agroalimentare e enogastronomico, avevamo bisogno di un'ondata importante così, perché non abbiamo niente e nulla a invidiare a tutto il resto del mondo. E fino a prima, parlo di quando mi sono diplomato io, cioè l'Italia era sempre vista come prodotto, quindi dal parmigiano al prosciutto crudo, all'aceto balsamico e alla pasta, eccetera, ma non era mai vista come cucina. Sì, cucina casalinga, cucina genuina, ma mai resa un po' più professionale, chiamiamola così. Quindi grazie al fenomeno comunque di Gordon Ramsay, poi Masterchef, eccetera, il focus si è spostato sulla cucina, e questo è un bene. Il contro è che, come tutti quanti i fenomeni mediatici, ha un apice e poi ha una discesa, e purtroppo quella discesa ne lascia che tanti ragazzi vogliono fare questo mestiere perché credono di poter, cioè credono che possa essere il mestiere del futuro guardando le trasmissioni, poi in realtà questo mestiere devi averlo veramente dentro, deve esserci qualcosa dentro, come quasi andare prete, passatemi il termine, però è una vocazione, perché questo mestiere ti divora, quindi è senza esclusione di colpi, e quindi prima o poi nel tuo cammino in questa professione capirai che c'è qualcosa che ti dice: ma chi me lo fa fare? Perché devo fare così tante ore e sacrificarmi i weekend piuttosto che le migliori feste per questo mestiere, non so, con questo stipendio, con questi orari, con questo stress? E quindi questo è il contro di quello che questo fenomeno mediatico ha portato, ecco. Dipende in che campo, ovviamente se dico a livello digitale per me è Steve Jobs, per me è il Leonardo da Vinci della nostra era, e quindi se dico a livello cucina, per me c'è il Dan Barber del Bluestone Hill in America, che rappresenta quello che vorrei essere io da grande, cioè avere una fattoria a 360 gradi, quindi con gli animali, tutte le cose mie dell'orto, dai campi, eccetera, eccetera, quindi un sistema chiuso, senza acquistare niente da nessuno, però portarlo non come un agriturismo, ma portarlo all'alta cucina. Oppure Francis Mallmann, che è un altro, è uno chef argentino, che è, diciamo, proprio un personaggio che non riesce a star fermo in uno stesso luogo per più di 3 giorni, e cucina tutto alla brace, cucina tutto a fuoco in mezzo in Patagonia, in mezzo al nulla, sulla neve, piuttosto che in mezzo al deserto. Quindi ed è uno chef che sa cucinare, che veramente ha vinto anche concorsi in Francia negli anni 70-80, però adesso si è preso la libertà di essere totalmente libero, e quindi prendere cioè di essere in qualsiasi parte del mondo e poter cucinare quello che a lui piace, con quello che lui vuole. Questo secondo me è quello spirito di libertà che ognuno di noi qualche volta cerca, ecco. È arrivato a una certa maturità anche di vita, è proprio bello poter con il proprio mestiere essere liberi, ecco, da tutti. Quando ero giovane Ferran Adrià era il mio idolo, cioè Ferran Adrià, apro una piccola parentesi, è colui che ha cambiato la storia gastronomica mondiale. Ci sono due personaggi che hanno cambiato la storia. Uno è Escoffier, stiamo parlando del fine dell'Ottocento in Francia, che poi ha dato vita a tutto il filone Nouvelle Cuisine negli anni 60, eccetera, e Ferran Adrià del Bulli, che ha rivoluzionato tutta la cucina convenzionale come era vista prima, l'ha completamente scardinata. Infatti i maggiori vertici, da Massimo Bottura, René Redzepi, Grant Achatz, eccetera, e chi è un po' sgamato nel settore sa che questi personaggi provengono tutti dalla sua scuola, da Ferran Adrià al Bulli. Diciamo che c'è un piatto che
va definito piatto in quanto alla sua complessità, che si chiama brasato crudo, ed è una provocazione. Certi dei nostri piatti sono proprio pure e vere provocazioni, proprio per accennare un piccolo discorso educativo assieme ai nostri clienti che crescono e vivono le esperienze con noi. E questo nasce proprio perché mia moglie stava spiegando al tavolo uno spezzatino, quindi uno stracotto di manzo, e gli viene chiesto una cottura media. Ovviamente se è stracotto, se è uno spezzatino, uno non può fare una cottura media. E da qui parte la provocazione in cucina, e quindi avevamo proprio pensato a un'idea di un brasato crudo, quindi esternamente sembra uno spezzatino, un brasato, in realtà è una tartare cruda. Oppure l'aria fritta. L'aria fritta ha avuto un successo mondiale. Abbiamo fatto questa bolla di tapioca che andiamo a osmotizzare, ci mettiamo a osmotizzare con dell'ozono, l'ozono che ti dà quella sensazione di alta montagna, di alta quota, di neve, di quando ci sono i temporali, e la serviamo sopra una nuvola di zucchero filato. Questo lo diamo subito come benvenuto, cioè un modo per rompere il ghiaccio. Lo diamo aria fritta, spruzziamo un po' di aceto e il zucchero filato comincia a friggere come l'aria fritta e ti fa pensare alle nuvole. Ha avuto un successo mondiale, è andata sul New York Post, è andata in 60 paesi in tutto il mondo. Abbiamo proprio visto che c'è stata una sorta di viralità di questo progetto che è l'aria fritta. E l'ultimo nato si chiama food porn proprio, ed è sostanzialmente a livello visivo dall'alto vi sembra proprio un piatto bianco vuoto con scritto proprio food porn, e è anche qui una provocazione per trasmettere, cioè per far capire una sorta di fotografia dell'era gastronomica usa e getta che stiamo vivendo, cioè del continuo scorrere di immagini, di piatti, eccetera, eccetera, che poi alla fine non ti rimane niente. In realtà una volta, cioè da sopra sembra che sia il piatto vuoto, in realtà non è nient'altro che una lasagna di frattaglie, quindi tutte le parti, l'interiore del manzo le andiamo a fare come un ragù, e andiamo a fare questa lasagna stratificata, e in ultima ci mettiamo un velo di besciamella che si solidifica e andiamo a metterci proprio food porn. E quindi è anche un gioco. Poi ovviamente ci sono piatti classicissimi e cose semplici di tutti i giorni, però qualcosa ci divertiamo, qualche spunto proprio per interagire col cliente e riflettere sul periodo storico che stiamo vivendo, che è un bene da una parte e il male dall'altra. Insomma, Black Mirror ci insegna, no? L'alta cucina è dedicare molto più tempo alla potenza che grazie alla cucina uno può esprimere, cioè alla potenza e alla meraviglia che uno può esprimere grazie alla cucina. Quindi vuol dire che mangiare dobbiamo mangiare tutti i giorni, ok? Questo è inevitabile. L'alta cucina è una cucina che può farti vivere delle emozioni. Vuol dire che mangi una cosa e quasi ti metti a sorridere come un ebete, o per dire wow, o per dire che buono, o per dire questa cosa non l'ho mai provata, questo consistenza, questo contrasto di gusti non l'ho mai provato. E addirittura a volte in certe occasioni proprio c'è la pelle d'oca. Quindi questa per me è alta cucina, che la pelle d'oca la puoi ottenere anche una buonissima tagliatelle o bigoli e ragù d'anitra, per carità, però in questo certo tipo di locali con l'alta cucina uno cerca di regalare un'emozione, e nel complesso con la sala, perché la sala, quindi chi lavora in sala gioca tanto come chi è in cucina, crei un'esperienza a tutto tondo, ecco. Sicuramente raccontano la parte creativa mia, la parte dell'estero, il background dove ho vissuto, dove ho lavorato, le culture dove sono stato, raccontano il territorio, e io credo che sia lo specchio dell'evoluzione di una persona, di un professionista, di un cuoco. Quindi in questo caso, se dobbiamo guardare la cucina di adesso e quella di quando ho aperto, ovviamente c'è un'evoluzione, c'è una maturità, e sono molto contento ovviamente
molto più adesso di prima, perché prima ero in cerca della mia cucina, di un'identità. Adesso non dico che l'ho trovata perché non si trova quasi mai, però sono già più sicuro che andrò verso questa direzione a livello di cucina. Sarei una canzone dei Growlers. I Growlers, ce ne sono tante, Swallow Hall, In Between, è questo gruppo che fa beach goth, californiano. Io ho un problema che quando un gruppo mi piace talmente tanto lo vado ad ascoltare fino allo sfinimento, ma non mio, delle persone che lo ascoltano con me, e poi lo abbandono, diciamo che. In questo caso ho scoperto questo Growlers, che sono californiani e fanno veramente questo che non è come gli Alalas o altri che replicano un po' gli anni 60, i 60s, no? Questi sono proprio autentici, è un mix tra surf, blues, bellissimo, e quindi direi una canzone loro, ce ne sono talmente tante belle, cioè Big Toe, cioè ce ne sono tantissime, però più che una canzone vi consiglio di ascoltare loro totalmente, quindi i Growlers. Pesce. Cracco. In camicia. Rock. Batman. Aereo. Mario. Cinema. Pasta. Poltrona. Fuoco. Juve. Macchina. Tramonto. Champagne. Pizza. Vinile.